Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore sia con voi. Alla pagina 63. Guarisci l'anima mia, ho peccato contro di te. Ecco verso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato. Guarisci l'anima mia, ho peccato contro di te. Signore, non abbandonarmi, Dio mio, non stare da me lontano. Guarisci l'anima mia, ho peccato contro di te. Ecco questo canto che ci introduce nella liturgia di questa quarta domenica di Quaresima, dove il personaggio, oltre che Gesù evidentemente importante, sarà quel cieco nato che lui guarirà e gli donerà anche con la guarigione fisica la guarigione della la fede.
Anche noi in questo momento, iniziando questa liturgia, chiediamo al Signore che guarisca l'anima nostra, come abbiamo cantato. Guarisca, sì, se abbiamo malattie fisiche, anche niente vieta di pregare a Dio, ma guarisca sempre la nostra anima, le nostre menti, da ciò che ci deviano dalla volontà del Signore, dalla conoscenza appunto della sua santa volontà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, tutto peccato, in pensieri, parole e opere, per mia colpa, mia grandissima colpa. La Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, conduca la vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi di olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, è il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Iesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Iesse: rispose Iesse: rimane ancora il più piccolo, sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Iesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno d'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo Spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Signore, Mi guida per il giusto cammino, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Signore, il mio manco di noi. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò il Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manca. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, tenebra, ora siete luce nel Signore, perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quando in segreto da coloro che disobbediano è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto, svegliati tu che dormi, oggi Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria e lode a te, Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco in una città e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò e ci vedeva. Allora i discepoli e quelli che lo avevano visto prima, un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ma egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lava. Io sono andato e ho acquistato la vista. Gli
dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era successo. Era cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora quei discepoli dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero in lui che fosse stato cieco e che avesse riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo vostro figlio che voi essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: il figlio è che è nato cieco, come ora non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà da sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamavano di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dai, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore io so, e ora ci vedo. Gli risposero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo, che lo dica di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove egli sia, eppure sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Quando mondo è mondo, non si è mai sentito dire che abbia uno aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: credi tu quel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è il Signore? Perché io credo in lui. Gli disse Gesù: lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli rispose: Signore, mio Dio.
prostrò dinanzi a Dio. Parola del Signore. La liturgia della parola di queste ultime domeniche di Quaresima, oggi siamo alla quarta, di questo tempo liturgico, hanno un significato particolare, cioè quello di aiutare i catecumeni dalla parola catechesi, insegnamento, che soprattutto all'inizio della nostra storia cristiana si preparavano a ricevere il santo battesimo, perché non veniva dato il battesimo ai bambini piccoli, ma persone adulte. Lo si fa anche adesso, in terra di missione. Si può dire quasi in tutte anche le nostre diocesi, per via degli extracomunitari che provengono da tanti paesi del mondo, dove sono nati con altre fedi diverse dalla nostra e che a contatto appunto con noi vengono a conoscere il cristianesimo, e diversi di loro vogliono farsi cristiani. Anche qui da noi, già da diversi anni, il nostro arcivescovo, la sera del sabato santo, loro 5, 10, 12 a seconda dell'annata, di questa gente che viene da altri paesi, che ha contatto con noi, stanno conoscendo la dottrina cristiana, vi si aprono, decidono di essere battezzati. Ebbene, questa era appunto una prassi comune nei primi tempi della Chiesa. Ebbene, la era quella, verso il termine di questo corso di catechesi, di leggere appunto alcuni brani evangelici, una specie di sintesi del loro cammino, quel cammino morale, spirituale che avevano fatto, che stavano per concludersi in attesa appunto di ricevere il santo battesimo la sera del sabato santo. Ecco allora che veniva letto il Vangelo, quello che è stato letto domenica scorsa, quello della Samaritana, per dire al catecumeno quell'acqua che Gesù ha promesso a quella donna lì vicino al pozzo di Sicar. Ecco, è l'acqua del battesimo che tu riceverai, che ti purificherà da ogni peccato. Quel cieco nato, di cui racconto appunto abbiamo sentito dal Vangelo di oggi, sta a indicare il dono e dello Spirito che verrà dato attraverso il sacramento della Cresima, quello Spirito che agita quelle acque lì nella piscina di Siloe e che guarivano il primo malato che è arrivato a contatto con quell'acqua. Sta a indicare lo sei confermato nel giorno della tua Cresima. È il Vangelo che sarà letto anche per noi domenica prossima, quinta domenica di Quaresima, che ci racconterà del grande miracolo di risuscitare dai morti l'amico Lazzaro, come a dire che poi il tuo cammino di catechesi si completerà col dono della Eucaristia, la sorgente della vera vita. Come Gesù ha donato all'amico Lazzaro la vita, così Gesù attraverso il sacramento dell'Eucaristia dona ai suoi fedeli il vero pane della vita, che è se stesso.
del sacramento dell'Eucaristia. Ecco, attraverso questi 3 Vangeli stupendi, ecco, la Chiesa era abituata, penso anche ai nostri giorni, appunto, a ricordare, assumere quel cammino che i catecumeni stanno facendo per ricevere i sacramenti che riceveranno in una sola volta. Sabato Santo, appunto, riceveranno il sacramento del battesimo, il sacramento della cresima, il sacramento dell'Eucaristia. Quella stupenda esperienza che ho vissuto nel 1988, dove avevo passato 40 giorni ospite di padri saveriani. Quella sera del Sabato Santo, col permesso anche del vescovo di Uvira, eravamo 4 sacerdoti, abbiamo dato il battesimo a 188 persone, non bambini piccoli, ma dai 10 anni ai 90. Ecco, in quella sera, ecco, si ripeteva come appunto nei primi secoli, come anche adesso, la sera del Sabato Santo. Abbiamo dato il battesimo, abbiamo dato la prima comunione. Addirittura qualcuno di loro che era già cristiano, o lui o lei, facendosi cristiano, hanno rinnovato anche le promesse del loro matrimonio e quindi hanno ricevuto anche il quarto sacramento, il sacramento del matrimonio. Ecco, questo è il primo grande significato della liturgia che vogliamo oggi celebrare in questa quarta domenica di Quaresima. Però non è soltanto di miracoli che noi abbiamo vissuto in modo diverso, ecco, nella nostra, dobbiamo chiamarla così, no? Il battesimo appena nati, la cresima verso al virino, ecco, e l'Eucaristia più o meno in quell'età lì, no? Non soltanto un dolce ricordo, ma la Chiesa ha letto questo Vangelo oggi, ha già ricevuto questi 3 grandi sacramenti, per ricordare allora a noi, a ciascuno di noi, un grande messaggio. Siamo diventati cristiani, appunto, attraverso il dono. Ma ecco, una domanda che ci viene posta, che cerco di riassumere brevemente. A che punto è la nostra conoscenza di Cristo? Quei sacramenti ci hanno fatto diventare cristiani, hanno lo scopo di alimentare la nostra esperienza cristiana, la nostra crescita cristiana. Ecco, se ci chiedessimo a che punto è la nostra conoscenza di Cristo, se lo chiedessimo ai nostri cristiani, che sono stati 98% battezzati, crescendo nell'età, questa crescita fisica dell'età corrisponde ancora ad una conoscenza sempre più profonda, graduale, ma sempre più profonda di Cristo per i cristiani. Ecco, questo Vangelo ci ha presentato 3 tappe ideali di quella che dovrebbe essere una conoscenza sempre maggiore di Cristo. 3 tappe. La prima tappa, quel saper riconoscere in Gesù non quel frutto della fantasia, cioè invenzione celebrata, voluta dai suoi discepoli, ma credere in Gesù che è nato come siamo nati noi. Ecco, quando chiedono al cieco nato, quel tale mi ha guarito, quel tale, aveva sentito il nome anche Gesù, quel tale. Cioè, ecco, la prima cosa che Gesù è veramente nato. Ci sono
stati dei momenti in cui tanti di loro credevano che Gesù fosse l'invenzione da parte dei suoi discepoli. No, Gesù è veramente esistito, è diventato un nostro coinquilino, ha vissuto le nostre vicende umane, lì a Nazareth e poi nei 3 anni di vita pubblica per le strade della Palestina, ha vissuto la gioia, il dolore, l'amicizia, la parentela, ha mangiato, ha bevuto, ha dormito, insomma ha fatto quello che noi viviamo e anche è morto, dove muore l'uomo. Se chiedessimo, tu che conoscenza hai di Cristo? Sai che Gesù è nato? Oppure pensi che sia una invenzione? La seconda tappa, che ieri sera scrivendo queste note ho voluto immaginare come il K2, usando termini alpini, no? Anche i nostri italiani, se non sbaglio, qualche anno fa, la seconda vetta più alta del mondo. Ecco, ce l'ha detto appunto il Vangelo, quando, sempre chiedendo a lui che cosa pensasse di Gesù, lui risponde, è un profeta. Ecco, Gesù cioè non è soltanto esistito, non ha soltanto vissuto un'esperienza con tutta la dignità di ogni uomo, ma è stato un profeta, cioè una persona che ha lasciato un segno del suo passaggio in questa vita, che ha voluto del bene, un mondo così lacerato da tanti odi, tante violenze, da tante cattiverie. Se soprattutto i giovani che ebbe a loro a cosa vuol dire veramente amare, cosa vuol dire convivere con gli altri. Lui è stato un profeta che ai uomini a volersi bene e per gli uomini è morto sulla croce. E la terza tappa, che usando ancora termini alpini, è come l'Everest, cioè la vetta più alta del mondo. E quando appunto quel ex cieco si inginocchia di fronte a Gesù, io sono il figlio dell'uomo, cioè io sono il Cristo, io sono l'unto, io sono il Dio. Ecco l'Everest del cammino cristiano, vedere un uomo vissuto come noi, non soltanto un grande uomo che ha fatto del bene a questo mondo, ma riconoscere in Gesù il figlio di Dio. Ecco, questo è l'Everest della nostra fede cristiana. Allora a questo punto, concludendo, noi quale tappa abbiamo vissuto o verso quale tappa ci stiamo indirizzando? Ognuno di noi ha il suo conto a chilometri. Ecco, rassicuriamoci, tranquillizziamoci. L'importante è se noi riusciamo a scoprirci in strada, in cammino verso questo Everest. Siamo forse ancora alla prima tappa, o forse ci stiamo avvicinando alla seconda. L'importante è ciò che porterà verso l'Everest, prima o dopo, che il male è che tanti giovani, uomini giovani, famiglie giovani, hanno preso un'altra strada che non la porteranno mai verso Cristo, che hanno messo Cristo al di fuori del loro orizzonte. Questo è il vero male. Allora concludo, come ho fatto anche ieri, era chiuso, con grande augurio. E l'augurio che è venuto in mente è quello di Papa San Giovanni Paolo II, rivolto al mondo quando ha iniziato lì a Roma il suo pontificato.
Figli, non abbiate paura di Cristo. Uomini, non abbiate paura di Cristo, con quella sua voce potente, vero, che aveva Giovanni Paolo II. Il primo giorno del suo pontificato, ecco il messaggio che aveva rivolto al mondo. Uomini, non abbiate paura di Cristo, che dovremmo ripetere anche noi ai nostri giovani. Non abbiate paura di Cristo, che è stato un uomo come noi, che ha amato questo mondo più di noi, che è Dio, che può aiutarci a vivere meglio ogni giorno la nostra umanità. Credo in un solo Dio, Padre unigenito Figlio, Dio da Dio, luce da luce. Per noi uomini, morì il terzo giorno, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare il suo regno. Che il Signore dà la vita e procede dal Padre, e come il Padre il Figlio adorato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica, professo un solo battesimo, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra supplica a Cristo, luce che illumina il mondo e dirada le tenebre dei nostri cuori. Diciamo, Signore, luce delle genti, ascoltaci. Luce delle genti, ascoltaci. Per i pastori della Chiesa chiamati all'instancabile missione di annunciare Cristo, luce e speranza delle genti, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i missionari e martiri, che con il loro annunciano la luce della fede e la fiamma della carità, in un mondo lacerato da ingiustizie e discordie, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per i popoli e i loro governanti, illuminati dalla grazia di Cristo, a difendere e promuovere in ogni circostanza la dignità della persona umana, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti. Per quanti si sentono abbandonati, stanchi, senza coraggio, e per noi chiamati a dare conforto ai poveri che incrociano il nostro cammino, noi ti preghiamo. Signore, luce delle genti, ascoltaci. Per noi battezzati che viviamo nella luce di tuo Figlio, chiamati a essere segni e portatore del tuo amore, noi ti preghiamo. O Signore Gesù, accogli la nostra preghiera, di luce al la tua parola diradi le tenebre del dubbio e accenda in noi la speranza del bene. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, tutta la terra del lavoro dell'uomo la presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
sei tu, volontà, abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Offriamo, Signore, questi doni per il sacrificio, aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio potente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nel mistero della sua incarnazione egli si è fatto guida dell'uomo che camminava nelle tenebre per la luce della fede. Con il sacramento della rinascita e il santo battesimo ha liberato gli schiavi dall'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra e noi uniti agli angeli proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, santo Signore. I cieli e la terra sono pieni della Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto, il sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, che è la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per aver servizio sacerdotale. Ti preghiamo vivente per la comunione al corpo. Salve di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, anche di Don Vito, di i figli defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettili
di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro, i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, che a tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Anche noi unitamente, moralmente, spiritualmente, con gli uomini di buona volontà, preghiamo come Gesù ci ha insegnato per la pace del mondo, quelle zone dove purtroppo si sta combattendo e morendo. Padre nostro, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi ripetiamo i nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi benigno la pace in ogni giorno. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Preghiamo insieme. Signore Gesù Cristo, i tuoi apostoli vi lasciano la pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede, la vita e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi. E la pace del Signore sia sempre con voi. Come tanti secoli fa Francesco d'Assisi augurava alla sua gente, anche noi auguriamo a noi, alle nostre famiglie, al mondo intero, pace e salute. Agnello di Dio che togli i peccati, agnello di Dio, abbi pietà di noi, agnello di Dio che togli, dona a noi la pace. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore con l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola. La pagina 70, Signore sei tu, il mio pastore. Signore sei tu.
pascoli, per i preti, Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli, tua grazia mi guiderà, da te mi introdurrà. Nei tuoi pascoli. Preghiamo. O Dio che illumini ogni uomo, che vieni in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amare il cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, per l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Prima di concludere la preghiera, la nostra preghiera alla Madonna della Salute. Viene Santa piccola di un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porciosi hanno pianto la morte di alcuni loro parenti e amici compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata, Madre amorevole. Come segno del loro perenne grazie ci hanno lasciato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus in fiore degli infermi. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia e con speranza, liberaci di tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari, delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, volere del Padre, sì da poter sempre come te si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. Pagina 108. Sui monti venisti in questa dolina, parlasti d'amore, o Madre divina. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Il giorno di festa è sacro al Signor, dicesti a Teresa, o Madre
Madre d'amor. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Il segno le desti, Signor, la croce splendente di pace d'amor. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Tu guida il cammino dei figli fedeli e fa che giungiamo al regno dei cieli. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Buona domenica, buona settimana. Signore, ascolta.